Hola, buen día. Buen comienzo del año. Feliz año 2025. Comenzamos así este año felices y contentos. Pensiero del giorno, venerdì 3 gennaio. Possiamo iniziare una vita nuova. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a Lui gradito e perfetto. Ci troviamo nella seconda parte della lettera di San Paolo ai Romani, dove l'Apostolo ci descrive l'agire cristiano come espressione della nuova vita, del vero amore, della vera gioia, della vera libertà che Cristo ci ha donato. E la vita cristiana come nuovo modo di affrontare, con la luce e la forza dello Spirito Santo, i vari compiti e problemi di fronte ai quali possiamo venirci a trovare. In questo versetto, strettamente legato al precedente, l'Apostolo enuncia lo scopo e l'atteggiamento di fondo che dovrebbero caratterizzare ogni nostro comportamento. Fare della nostra vita una lode a Dio, un atto di amore disteso nel tempo, nella costante ricerca della sua volontà, di ciò che gli è più gradito. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, agosto 1993. Parola di Vita, gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11,26.